Serata d'onore, 34esima edizione, sabato 28 giugno alle ore 21 nel parco della scuola materna di Bottrighe. Ecco, è un evento ormai importante, ogni anno festeggiate e premiate delle persone di una certa caratura. Puoi anticiparti chi quest'anno sarà premiato o non si può? Allora, innanzitutto quest'anno è un anno particolare perché festeggiamo anche 60 anni di associazione. È nata nel 1965. Quest'anno le nostre musine, diciamo, di ciò che abbiamo organizzato con i Babbi Natale, Befane, cene e donazioni che abbiamo ricevuto, andranno a 6 associazioni. Me lo sono scritto perché non vorrei dimenticare Vai, vai, tranquillo Roberto. Lega Italiana Lotta ai Tumori, Associazione Italiana Leucemia, Parent Project per la distrofia di Duchenne, Un Cuore Un Mondo per la clinica pediatrica di Padova, Mosaico Friends di Adria, la scuola materna Umberto Maddalena di Bottrighe, e poi daremo un attestato di ricordo di una borsa di studio che abbiamo appena consegnato a una ragazza del Politecnico di Adria, impegnata sia nel volontariato e sia con buoni profitti, e lì ci sarà una sorpresa durante questa serata. Quindi la madrina non ci vuoi anticipare chi sarà? La madrina possiamo anticiparla, è il sindaco di Rovigo, professoressa Valeria Cittadin. Allora, che dire Roberto, ogni anno ci troviamo, ogni anno ci fa piacere ricordare i Buontemponi, tutto quello che fate, e siete ormai degli ambasciatori del nostro delta, del nostro territorio, bravi, come sempre lo dico ogni volta, ma ogni volta mi ripeto, bravi, bravi, bravi. Grazie Leandro, faremo uno spettacolo ovviamente un po' più ridotto perché ci sono tante cose da fare in quella serata lì. Daremo l'8º premio alla colonna a Carla Bizzarro, professoressa di Bottrighe, è stata fino a poco tempo fa insegnante di musica alla scuola media di Taglio di Po, è una persona impegnatissima e sempre disponibile per le iniziative di Bottrighe, quindi lei riceverà questo premio. Ci saranno tanti medici, tanti sindaci, avremo tra l'altro un medico di fama mondiale, specialista dell'ictus, il professor Elio Agostoni, ma avremo anche il primario di cardiochirurgia pediatrica di Padova, il professor Vladimiro Vida. Ma quante ne fate, ma quante riuscite a coinvolgere? Ricordiamo, i Buontemponi sono un gruppo folcloristico proprio tipico del nostro territorio, ha 60 anni di vita, però Roberto ne ha un po' di meno. Sì, io festeggio 40 anni di Buontemponi. Addirittura! Sì, bravo Roberto. Complimenti a te e a tutti i tuoi amici che vi seguono, perché Grazie. I Buontemponi sono una grande famiglia. È vero, è vero. Quindi l'appuntamento è per il 28 dove? 28 giugno alle 21 nel parco della scuola materna Umberto Maddalena di Bottrighe, in via Dante 37. Grazie Roberto, ciao ciao! Grazie a tutti, ciao Leandro.